Ecco, stanno posando quindi il primo pezzo adesso del ponte che viene letteralmente tagliato a fette e imbragato e poi spostato pezzo per pezzo. Dopo quella di Ferragosto 2019, ecco la demolizione del secondo ponte di Corso Argentina su via Vigonovese. Una demolizione diversa, delicata. Questo cavo infatti non va toccato, è il cavo che porta la fibra in tutta la zona industriale. È stato spostato dalla sua sede iniziale, ma i pezzi della vecchia costruzione, già tagliati, verranno tolti uno a uno. Accanto, lungo via Vigonovese, già si sta assemblando il nuovo ponte. La differenza tra i due manufatti da sotto è impressionante. Qui invece si può apprezzare il nuovo ponte che la ditta Zara ha realizzato già l'anno scorso e posato l'anno scorso, che è completamente diverso, lo si vede anche ad occhi inesperti, questo completamente in acciaio, quindi tutt'altra tecnologia, tutt'altra resistenza per il nuovo ponte di via Vigonovese. 10 giorni per la completa demolizione del vecchio ponte, a fine maggio, tempo permettendo il varo del nuovo, un cantiere da 2.300.000 euro inizialmente previsto per l'estate, il tempo di vacanza, che la città ha deciso di anticipare mantenendo la percorribilità della tangenziale. Manteniamo la viabilità anche se con qualche restringimento in tangenziale, però uno dei motivi per cui abbiamo voluto anticipare questo cantiere anzitutto perché la città ha bisogno di ripresa e quindi c'era bisogno di una spinta anche delle nostre aziende, perché ogni cantiere che parte è un segno di vitalità della città, ma è anche un pezzo di economia che si muove, sono anche stipendi che arrivano a casa delle famiglie. Letteralmente tolto dall'asfalto ed ecco quel che resta del primo pezzo del vecchio ponte di via Vigonovese.